Dunque, sempre questa mattina una signora che aveva preso la linea 80 a Sottomarina, quindi la corriera di Arriva Veneto, quella delle 11:30 che parte appunto da Piazza Europa, ci ha segnalato che aveva trovato un portafoglio contenente documenti, bancomat, eccetera, eccetera, e si è preoccupata di dirci di segnalarlo perché appunto l'ha consegnata all'autista. E poi appunto la proprietaria, una signora credo rumena, sembra che fosse una signora rumena, ha la possibilità di andarlo a recuperare nell'ufficio di Arriva Veneta che c'è in Corso del Popolo, vicino, diciamo, nei pressi della chiesa di Sant'Andrea, non proprio nei pressi ma comunque abbastanza vicino. Ieri un'altra persona ci aveva chiamato perché la suocera aveva perso la borsa con dentro i documenti e il telefono squillava. Allora ci ha chiesto così un consiglio. Tra l'altro il telefono continuava a segnare la posizione, ma dove andavano, che era in Corso del Popolo, praticamente vicino a San Giacomo, non trovavano questo telefono. E io gli ho detto: guarda, se il telefono continua a suonare, evidentemente chi l'ha trovato te lo vuole far trovare, oppure è da qualche parte incastrato, perché se qualcuno in malafede trova un telefono, portafoglio eccetera eccetera, ovviamente lo spegne e non sta. Difatti dopo mezz'ora mi ha richiamato e ha confermato che praticamente il telefono e borsa è stata ritrovata dentro la cassetta delle lettere delle poste, che c'è appunto l'ufficio postale che c'è vicino alla chiesa di San Giacomo. Questo per dirvi che sono tantissime volte le occasioni in cui c'è qualcuno che perde i documenti, il portafoglio, la carta di credito, eccetera. La carta di credito a volte è più difficile perché non c'è il nome, a volte non sempre c'è il nome. Il bancomat per esempio non c'è il nome, sulla carta di credito ci deve essere. E invece appunto che qualcuno li utilizzi per motivi truffaldini, invece vengono portati. Io dall'esperienza che abbiamo con Viaggio Azzurra, perché tantissimi ci chiamano per dirci chi ha perso il portafoglio, chi ha perso la borsa, eccetera eccetera, e praticamente così, da una nostra stima, su 20 volte che qualcuno perde il portafoglio, la borsa, eccetera eccetera, almeno 15, 16, anche 18 volte gli viene riconsegnato o dalle forze dell'ordine, o addirittura tante volte gli hanno suonato a casa e li hanno portati a casa. Questo ci sembra un bel segnale, è da dire, siccome c'è la percezione popolare che se si perde qualcosa non viene restituita, invece non è così. Secondo me abbiamo, non è una cosa soggettiva, credo che sia dimostrata da questa esperienza, tantissime volte chi trova qualcosa porta indietro ai proprietari, ed è una cosa bella che ci fa piacere divulgare.